Il territorio delle Prealpi Trevigiane è un piccolo grande scrigno che offre lungo i suoi percorsi la possibilità di ammirare panorami unici e visitare borghi antichi perfettamente conservati. A piedi o in bicicletta in tutte le stagioni le colline trevigiane permettono di avvicinarsi ad un mondo di boschi ed acque che ripagano sempre la fatica di camminare o pedalare. Iniziamo anche noi a pedalare lungo il Meschio, fiume di origine carsica che attraversa il borgo antico di Serravalle. Eccoci, buongiorno Michela Taffarel, buongiorno. Proloco di Fregona. Buongiorno, ben arrivato nel nostro sito qui alle Grotte del Caglieron, all'Infopoint. Grazie Michela. Qui nello specifico siamo nell'Infopoint che è stato ristrutturato e aperto appunto anche dalla Proloco di Fregona e che proprio da quest'anno ce l'ha in gestione in toto. Facciamo i biglietti anche noi e un'altra biglietteria la troviamo giù direttamente all'ingresso delle grotte. Quindi qui diamo qualche informazione, c'è anche un piccolo punto di ristoro. Ci ho preparato un attimo le nostre eccellenze, chiaramente ce ne sono numerose qua nella nostra zona di eccellenze, ma penso che il formaggio di grotta e il torchiato, il Piera Dolza qua di Fregona siano le due punte di diamante che ci distinguono all'interno della zona, insomma. Piera Dolza, intanto è un torchiato, è un vino passito, è un vino dolce passito, ma si chiama Piera Dolza perché va a ricordare, intanto te lo verso, volentieri. Va un attimino a ricordare anche proprio la pietra che è stata estratta e che viene estratta proprio dalle grotte del Caglieron. È un granito duro però molto, molto malleabile, molto lavorabile, gli scalpellini lo hanno lavorato, lo troviamo un po' in tutte le costruzioni che abbiamo qua nella nostra zona, sia dal campanile di Fregona ma anche giù a Vittorio Veneto, a Serravalle, i vari palazzi di Serravalle hanno proprio delle decorazioni e dei pezzi in marmo appunto del granito delle grotte del Caglieron. Intanto facciamo un piccolo il tempo brindisi. di un brindisi con Michela Taffarel e poi noi andiamo alla scoperta delle grotte del Caglieron. Evviva! Evviva! Giorgio Zampieri è la mia guida qui a Fregona, poco distante da Vittorio Veneto, lo ricordiamo, Giorgio Zampieri, Prealpi Cansiglio Hiking, le grotte del Caglieron, il luogo dove ci troviamo. È un luogo in parte scavato dall'acqua, però c'è anche l'azione dell'uomo. C'è anche la mano dell'uomo. Certo. Allora, ci troviamo in questo luogo che è un vero connubio tra natura e uomo, ovvero questo torrente che vediamo che si chiama Caglieron, che prende il nome da queste bellissime vasche di evorsione che l'acqua un po' alla volta nel corso del tempo ha creato. Ed è questo lavoro di geomorfologia che nel corso del tempo ha formato questo profondo canyon, questa fora. Qui l'uomo, soprattutto in epoca veneziana, in tempi anche più recenti, ma si dice già in epoca romana, aveva estratto una pietra particolare che è la pietra arenaria. Questa arenaria è una pietra di tipo sedimentario, cioè formato in ambiente marino, che localmente viene chiamata Piera Dolza per la dolcezza, per la facilità della lavorazione. E questa pietra noi la troviamo nei manufatti soprattutto delle città del Trevigiano e del Veneziano, se andiamo a Sacile, dove abbellisce i palazzi. Da un punto di vista pratico troviamo delle grotte naturali create per l'azione del karsismo, che è questo fenomeno molto diffuso in Cansiglio e in altre zone, ma anche qui, dove l'uomo un po' alla volta ha scavato all'interno di queste grotte naturali. Cosa poteva succedere? Che queste volte delle grotte potessero crollare. Allora l'uomo ha lasciato queste colonne portanti
sono perpendicolari al soffitto e fanno sì che da un punto di vista anche dell'aspetto che possiamo osservare noi oggi siano molto interessanti, una vera armonia del paesaggio. Francesca Costa Peraria, curatrice dei musei d'arte di Vittorio Veneto. Dove ci troviamo, Francesca? Ci troviamo nell'oratorio dei Santi Lorenzo e Marco della Confraternita di Santa Maria dei Battuti di Serravalle. Battuti che erano cosiddetti perché compivano tra le varie pratiche penitenziali il pubblico battimento, cioè delle processioni in cui si percuotevano con uno strumento detto anche disciplina o flagello, dal quale deriva il loro stemma e appunto il loro nome. Il primo statuto della Confraternita di Serravalle risale al 1313, ma verosimilmente i battuti si stabilirono qui già alla fine del 200, vicino alla porta meridionale della città. E come in altri luoghi avevano una struttura in cui si dedicavano alla cura materiale dei bisognosi intesi in senso latro, quindi poveri, viandanti, pellegrini, ammalati, e un luogo in cui si occupavano della loro cura spirituale, appunto questo oratorio. Un'altra magnifica opera d'arte in una chiesa di Vittorio Veneto è, Francesca? Qui vicino c'è, nel Duomo di Serravalle, c'è la pala di Tiziano Vecellio, in cui è raffigurata la Madonna col Bambino in gloria tra i santi Andrea e Pietro, e sullo sfondo la scena della pesca miracolosa, e vi è inoltre un frammento architettonico che riporta il nome dell'artista. Tiziano era legato a Serravalle per più motivi, sia perché vi passava spesso nei suoi viaggi tra Venezia, dove viveva e operava, e il Cadore, dove era nato, sia perché possedeva qui vicino, presso Castel Roganzuolo, una villa, sia soprattutto perché qui a Serravalle, nel Palazzo Sarcinelli che si trova qui di fronte, abitava la figlia Lavinia, che nel 1555 aveva sposato Cornelio Sarcinelli. Un paese ricco di storia, dunque, Serravalle e Vittorio Veneto. Io riprendo il mio percorso, saluto e ringrazio Francesca Costa Peraria. Grazie a voi. La splendida piazza di Serravalle a Vittorio Veneto val bene una sosta, e del luogo dove siamo ci parla Massimiliano Zanoni. Sì, noi siamo appunto a Serravalle, a Vittorio Veneto, qui siamo al locale La Trattoria La Cerva, che è uno dei luoghi storici di Serravalle. Appare anche in molte fotografie storiche riguardanti anche la Prima Guerra Mondiale, con le truppe che riposavano. È un locale molto antico, sicuramente già nel Novecento. L'edificio risale al 1400 più o meno,
Qui c'era un po' il nucleo della vita di Serravalle. Serravalle era una città con una borghesia abbastanza ricca e questo locale era caratteristico di questa città. Qui stiamo vedendo c'è anche il recupero di un affresco. Sì, abbiamo un affresco di Caldart, che è stato uno degli artisti del Novecento un po' più importanti della nostra città. È molto simpatica la storia e spesso vedere le opere, perché spesso disegnava sulle tovagliette di carta del bar, quindi la maggior parte delle sue opere sono schizzi a matita su tovagliette che probabilmente servivano per pagarsi il pranzo, perché non era un artista ricco come la maggior parte degli artisti. Grazie per queste curiosità, Massimiliano Zanon, e io farei un brindisi con i miei ospiti. Lasciamo un paesaggio unico, ricco di storia ed arte, da scoprire con lentezza, attraverso i sensi, spostandosi con le due ruote o a piedi per immergersi nella natura delle colline trevigiane, sperando di avervi trasmesso la voglia di partire, subito.